Ci troviamo con il presidente del club Cortonesi e Toscani Amici del Friuli Venezia Giulia per l'ennesima manifestazione organizzata appunto da questo club per promuovere i legami intensi e profondi che ci sono tra le regioni, sia appunto la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Toscana e in particolare la città di Cortona. Come è nata questo progetto, quest'idea? Quest'idea è nata circa 2 anni e mezzo fa. Io appartenevo già a un'associazione di toscani, mi sono scisso da questa associazione e ho fondato assieme ad altri toscani questo club, che non è un'associazione per la verità, è un club associativo di cortonesi e simpatizzanti della Toscana, di Cortona, eccetera. Credo che ho detto tutto. Cortona è una città, una delle perle della Toscana. Ovviamente io mi dedico intensamente a questa attività perché ho ritenuto opportuno che la città di Cortona meritasse questa promozione, non solo per il nostro club, ma per gli artisti che ha avuto già nel periodo del Medioevo, per gli artisti contemporanei, per gli scrittori e per tutto ciò, l'arte, i musei, i palazzi, e chi ne ha più ne mette. Secondo me andate a visitare Cortona. Cortona è una città bellissima, poco pubblicizzata, ma è il comune molto che ha fatto questa politica. Molto probabilmente avrà pensato di non creare un turismo di massa, il Mordi così chiamato Mordi e Fuggi, ma un pubblico che visitasse i musei, non che visitasse la strada oppure un bel palazzo del comune, bello quello, vuole che vada a vedere i musei. Ci sono 2 musei, il Museo dell'Accademia Etrusca e c'è il Museo del Susano, dove ci sono opere del Beato Angelico, del Signorelli Luca, che è di Cortona tra l'altro, il Signorelli, di Pietro da Cortona, chiamato il Cortona, che ha anche affrescato assieme a Michelangelo la Cappella Sistina. Perciò questo significa che Cortona ha degli artisti veramente notevoli. E questi artisti che sono venuti qua, negli anni '80 facevano parte del club Gino Severini. Ora questo club si è un po' rotto, nel senso c'è un circolo Gino Severini, hanno optato per un circolo, però i pittori, alcuni pittori qui sono di quell'epoca, cioè hanno la scuola, tant'è vero si vede anche dai quadri, ecco, se uno osserva un attimino, ecco, si vede dai quadri, e sono molto orgoglioso di aver creato questo club. E in particolare per questa mostra, comunque come mai è stata scelta proprio questa sala? C'è un valore, un significato particolare? Visto l'importanza che ha Cortona nell'arte e nella cultura, non potevo scegliere una sala qualunque, doveva essere una sala rappresentativa, una sala istituzionale per dare lustro sia alla città di Cortona sia a chi ci ospita, perché Cortona, secondo il mio punto di vista, dà lustro